Tutti assolti gli imputati per la tragedia del Molinetto della Croda che portò alla morte 4 persone a Refrontolo. Le lacrime del presidente della Proloco e la fine di un incubo. Il governatore Zaia finalmente fatta chiarezza. Paura e rabbia a San Donà di Piave dopo l'assalto dei banditi che ieri sera hanno rapinato una gioielleria armati di pistola, provocando una sparatoria con una guardia giurata. 19enne studentessa universitaria di Padova ricoverata in gravi condizioni per meningite da meningococco. A Capodanno era stata a Venezia per una festa, scatta la profilassi per 20 persone. Il macabro ritrovamento nell'alveo del Po a Picarolo, ossa umane portate dalla corrente e probabilmente molto datate. C'è un'indagine dei carabinieri completata in ogni dettaglio ma chiusa al traffico per colpa della burocrazia e di un software. È la Pedemontana, il nostro viaggio lungo la superstrada che c'è ma non apre. Nel pomeriggio a Venezia il presidio di protesta di oltre 40 associazioni affiancate dal PD davanti alla prefettura, tutti contro il decreto sicurezza del governo, il grido di apriamo i porti e le città. Seconda stagione della serie The Young Pope, diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Il capoluogo lagunare torna ad essere un set per star come Jude Law e John Malkovich. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque cominciamo dalla chiusura di una delle pagine più buie della nostra regione, lo ricorderete, era la sera del 2 agosto del 2014, ancora una volta il meteo, il maltempo e una previsione davvero impossibile forse da fare. Quanto accadde al Molinetto della Croda, 4 vittime, oggi tutti assolti. Gli imputati avevano scelto il rito abbreviato, su di loro pesavano le accuse di omicidio e disastro colposo. Se l'aspettava? La fine di un incubo? Sì, diciamo di sì, grazie. Walter Scapol, a processo come presidente della Proloco di Refrontolo, lascia il tribunale di Treviso con le lacrime agli occhi e il cuore sollevato da un peso immane, l'accusa di omicidio. Tutti assolti dal GUP Angelo Mascolo perché il fatto non sussiste, i 4 imputati per la tragedia del Molinetto della Croda. Oltre a Scapol, l'allora responsabile dell'ufficio tecnico di Refrontolo, Annalisa Romitelli, e i 2 consulenti al PAT, Leopoldo Saccone e Celeste Granziera. I 4 avevano scelto il rito abbreviato. Scapol, alla lettura della sentenza, accenna un sorriso in aula, stringe la mano al suo difensore, l'avvocato Pietro Barolo, poi se ne va commosso. Le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni, ma a passare sarebbe stata la tesi dell'evento imprevedibile, sostenuta dal perito incaricato dal tribunale. La sentenza è ineccepibile. La soluzione, direi, di fronte al materiale probatorio era scontata. L'evento atmosferico è stato di una straordinaria eccezionalità. Il perito lo dà eccezionale sotto ogni profilo, con un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni. Sotto questo profilo è chiaro che parlare di colpa, vuoi come imprudenza, vuoi come negligenza, è fuori luogo. Quel che è emerso dal processo e in particolare dalla perizia della consulenza d'ufficio è che l'evento era assolutamente imprevedibile e inevitabile e che nulla, anche il più perfetto piano, non tanto urbanistico ma di protezione civile, che è d'altra cosa ed era fuori dal capo di imputazione, neanche il più perfetto di piani di protezione civile sarebbe stato in grado di assicurare un esito diverso da quello che si è purtroppo manifestato. Per gli imputati è la fine di un incubo? Direi di sì, resta il dolore naturalmente per chi è mancato. Sicuramente è la fine di un incubo per tutti gli imputati, per l'architetto Romitelli in particolare, che ha vissuto questa vicenda sul piano umano con particolare sofferenza e che oggi vede per il momento finire questo incubo, con una sentenza che secondo me è sintomatica di una giustizia che funziona. Resta nel cuore per le 4 vittime, poi c'è però soddisfazione per le assoluzioni anche da parte del governatore Zaia, sempre al fianco delle Proloco nella battaglia per una normativa meno penalizzante, come un anno fa quando ci fu una manifestazione a Venezia cui presenziò anche Scapol.
Spero solo che finisca il più presto e si risolva nel migliore dei modi, ecco, solo quello. È stata una tragedia difficile da dimenticare, che ti segna per tutta la vita. Ci aveva detto così nell'agosto del 2017 alla manifestazione delle Pro Loco a Venezia Walter Scapol, mentre già pendeva su di lui la richiesta di rinvio a giudizio per la tragedia del Molinetto. Le Pro Loco si erano mobilitate, troppa burocrazia, troppi costi, troppi rischi per chi, pur facendo volontariato, si espone in prima persona. 10.000 firme consegnate nelle mani del governatore Zaia, da sempre solidale con le associazioni sparse nel territorio, come dimostrò anche in quell'occasione. Io sono venuto per questo in piazza, per ringraziarvi, per dire che questo principio non passerà per quel che ci riguarda. Noi vi diamo assistenza legale su sta partita, perché non esiste che perdiamo. Zaia che accoglie con soddisfazione la notizia della soluzione di Scapol e degli altri 3 imputati. Direi finalmente la fine di un incubo e la fine di quello che è stato un grosso tormento per queste 4 persone. E soprattutto non si fa passare il principio per cui c'è in ogni caso sempre la responsabilità della Pro Loco o del volontariato che si dà tanto da fare per la comunità, e come in questo caso si è ritrovato, e penso al Presidente Scapoli, in mezzo a un casino immane. E dall'altro va comunque è sempre la mia vicinanza alle famiglie. Ricordiamo che 4 persone hanno perso la vita, però è bene che oggi il magistrato e il Tribunale abbia fatto chiarezza sulle modalità, e esonerando ovviamente i 4 da qualsiasi responsabilità. L'avviso è anche per la gente, il pubblico non può passare il concetto, dice Zaia, che se si va a feste e sagre la responsabilità ricade completamente sugli organizzatori. Anche in quest'ottica la sentenza del Tribunale di Treviso acquisisce valore. È un grande segnale, lo è per queste 4 famiglie, lo è per Scapol, il Presidente della Pro Loco, ma lo è in particolar modo poi per tutta la comunità e del volontariato, una comunità che è stata messa sotto accusa e che comunque ha dovuto volontariamente anche tirare il freno a mano rispetto alla voglia di fare e di organizzare. Ricordo ai cittadini che le Pro Loco lavorano gratuitamente a beneficio della comunità. Ed è un autentico miracolo che ieri sera quella rapina a mano armata, conclusa con una sparatoria al centro commerciale, a gioielleria Burato, il centro commerciale Piave a San Donà, non si sia conclusa appunto con feriti. Vediamo la ricostruzione di come è andata. Hanno minacciato la commessa e appunto lei sul primo momento è rimasta attonita e sorpresa, e poi questo con grande aggressività si è rotto la catena, si è entrato dentro nel banco, ha minacciato proprio di morte la commessa. È accaduto in pochi minuti, attorno alle 20:30, poco prima dell'orario di chiusura del centro commerciale Piave a San Donà. La gioielleria Burato, una collaboratrice, era impegnata in vendita con una cliente quando sono piombati banditi mascherati e armati. Quando è entrato il primo, quello che è entrato all'interno del negozio, il secondo la spalla, ha praticamente tenuto in ostaggio un falso cliente, che in realtà non era altro che una persona della banda, almeno questo sembra dall'atteggiamento che abbiamo visto. Una messa in scena per rendere ancora più drammatica l'esperienza delle persone presenti in quel momento. Prima di entrare in azione, il palo ha garantito il colpo fulmineo. Il rapinatore, dopo aver intimato alla commessa di aprire i cassetti, ha raccolto i gioielli custoditi nella parte del banco dove vengono esposti i diamanti. Grida e concitazione hanno richiamato la guardia giurata in servizio, contro cui il complice ha esploso un colpo di pistola, mancandolo. Il vigilante ha estratto la sua arma, ha sparato a sua volta, mentre i 2 malviventi riuscivano a guadagnare la via della fuga grazie alla complicità di un terzo che li aspettava a bordo di un'auto nel parcheggio del centro commerciale. Per la gioielleria Burato il secondo colpo in meno di un mese, il primo la notte fra il 13 e 14 dicembre scorsi. Un furto aveva privato il negozio della cassaforte, pare si tratti di un modus operandi usato dalla banda in altri colpi fotocopia messi a segno negli ultimi mesi in altre città del Veneto. Un doppio schema rodato da un gruppo criminale esperto, probabilmente dell'est. L'auto usata per fuggire, risultata rubata a Padova, è stata ritrovata stamattina bruciata in un fosso nel Padovano, un modo per cancellare ogni traccia. In via di accertamento l'entità del bottino. Non mi è in questo momento possibile dire esattamente a quanto ammonta, stiamo appunto facendo dei controlli con un ulteriore inventario di terzo in 20 giorni e per quantificare sicuramente sarà una cifra significativa.
E ora torniamo a parlare invece delle condizioni che sono in lento miglioramento della studentessa 19enne colpita da meningite, però è inevitabile in queste ore poi è scattata la profilassi dopo la festa di Capodanno, è tornata a studiare, ha frequentato aule studio, la biblioteca a Padova. È fuori pericolo la 19enne ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Antonio di Padova per meningite da meningococco. La 19enne, originaria del Comasco e iscritta all'Università di Padova, aveva manifestato i primi sintomi della malattia il 6 gennaio. Ha raccontato di aver trascorso la notte di Capodanno a casa di amici a Venezia e di aver frequentato 2 aule studio universitarie dal 2 al 4 gennaio e la biblioteca del Centro Culturale San Gaetano il 4 e il 5 gennaio. I medici dell'ULSS 6 Euganei hanno già rintracciato e sottoposto a profilassi i coinquilini della ragazza, i suoi amici, i ragazzi che avevano frequentato la festa di Capodanno a Venezia e gli operatori dell'ambulanza e del pronto soccorso. In tutto si tratta di una ventina di persone. Ora nel Rodigino ossa di probabile provenienza umana sono state ritrovate nell'alveo del fiume Po nel territorio del comune di Ficarolo, punto Rovigo. Secondo i carabinieri il ritrovamento è avvenuto su una porzione in secca, sono state rinvenute una mandibola con alcuni denti, un femore di verosimile natura umana. Dai primi accertamenti le ossa appaiono datate, presumibilmente trasportate dalla corrente del fiume. Sulla vicenda si stanno svolgendo delle verifiche da parte dei carabinieri della compagnia di Castelmassa del nucleo investigativo di Rovigo. E poi il Burkina Faso. Continuano le ricerche di Luca ed Edith, sapete nelle ultime ore si sta accreditando la ricostruzione possibile ovviamente ma non certa del rapimento. Sono impegnate in questa ricerca spasmodica, disperata di notizie, di informazioni di qualsiasi genere anche le associazioni di volontariato. Le ricerche di Luca Tacchetto, il 30enne di Vigonza, scomparso il 15 dicembre in Burkina Faso assieme alla sua compagna di viaggio canadese, non hanno ancora portato a risultati concreti, ma la mobilitazione per ritrovarli non si ferma. Luca ed Edith stavano raggiungendo il Togo per una missione umanitaria e ad attivarsi per loro sono anche le tante missioni di volontariato italiane e venete presenti nell'area, come l'associazione di volontariato Cometa di Selvazzano Dentro, che opera esclusivamente in Burkina Faso. Immediatamente noi abbiamo mandato le fotografie dei ragazzi, abbiamo chiesto informazioni, anzi un nostro collaboratore, quando appunto era venuta fuori la voce che i ragazzi erano stati visti da una suora in un ospedale della capitale, era andato immediatamente lui a vedere. Paola Malagoli è in partenza proprio in queste ore per il Burkina Faso, dove la sua associazione porta aiuto ai bambini di strada. Su cosa possa essere accaduto a Luca ed Edith sono state formulate diverse ipotesi. Inizialmente io ero portata a escludere il rapimento, però sono obiettivamente tanti giorni, troppi, in cui non si hanno notizie e si è parlato di arresto, ma dopo 25 giorni penso che comunque l'ambasciata sarebbe stata avvertita. La stessa cosa nel caso in cui fosse capitato un incidente. Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, fondato quasi esclusivamente su un'agricoltura di sopravvivenza. La situazione, soprattutto in questi ultimi mesi, in Burkina è leggermente peggiorata. C'è una maggiore instabilità rispetto al passato perché sono aumentate un po' le incursioni e le rappresaglie da parte degli jihadisti. Ora parliamo della Pedemontana. Quante volte anche in questo studio abbiamo ricordato come tutto sia pronto per l'inaugurazione del primo tratto, ma c'è un problema di burocrazia. Ha forzato la mano, almeno nelle dichiarazioni, anche il governatore Luca Zaia, che si è detto pronto ad aprirla. Oggi nel nostro viaggio vi mostriamo in che condizioni è quella parte pronta. È ora che aprano? Ora penso proprio di sì. Sono più di 2 anni che sono in ballo, no? queste strade eccetera, soprattutto per chi lavora. A poche centinaia di metri da qui l'uscita di Breganze, da cui si può entrare in autostrada e connettersi alla rete autostradale nazionale. L'autostrada di fatto è completata in ogni dettaglio, segnaletica orizzontale e verticale, gallerie, ogni cosa è al posto giusto, come raccontano queste immagini, al pari dei migliori tratti autostradali d'Italia, eppure al momento non è aperta al pubblico. Disagi per tutti gli automobilisti sicuramente, e dopo sicuramente altri ritardi e pagamenti. È caos. Sarebbe il momento di aprirlo
Il territorio è... Ormai che il territorio è stato deturbato. In un brevissimo tratto la pedemontana veneta è già completata, 10 km in tutto che però da oltre un mese sono chiusi perché c'è un problema di software che non permette la connessione dei dati di quel tratto di autostrada con il resto della rete autostradale italiana. Se la grande maggioranza degli automobilisti sogna l'apertura in tempi celeri, c'è anche chi guarda con timore ai nuovi flussi di traffico. Potrebbe essere che comunque il traffico sarà deviato tutto nella pedemontana e di conseguenza tutte le attività commerciali che potrebbero essere bar, ristoranti e stesso io il distributore carburante andiamo a perdere vendite. In questo tratto tra Breganze e Marostica, in cui l'autostrada non è ancora finita, è un continuo brulicare di cantieri con gli inevitabili slalom della viabilità ordinaria. Un incubo per certi versi, il motivo per sperare che tutto questo finisca in fretta e che l'autostrada venga aperta per altri. Quindi se il semaforo non è rosso, perlomeno arancione per quanto riguarda la pedemontana, proprio come il maglione del nostro Andrea Zambenedetti. Come accadde per i profughi della nave Diciotti, lo ricorderete, la diocesi di Vicenza torna a ribadire la disponibilità ad accogliere un gruppo di migranti in difficoltà al largo, e sono quelli della Sea-Watch. Io resto comunque disponibile per un'eventuale altra possibilità se si verificano delle emergenze. Il Vescovo lo aveva detto ad aprile, lo ha riconfermato in queste ore. Una famiglia di 4 persone potrebbe essere la misura giusta per Vicenza, che ha scelto la via dell'accoglienza di piccoli gruppi. Questa è la disponibilità della diocesi ad accogliere alcuni dei profughi che sono ormai al limite delle condizioni di sopravvivenza sulle 2 barche al largo tra Italia e Malta. In ogni caso si attende che arrivi una precisa richiesta di accoglienza da parte della CEI o della Caritas Nazionale, già avvertite della disponibilità vicentina. La Curia Iberica risponde così all'appello di Papa Francesco, che all'Angelus di domenica scorsa aveva chiesto che venisse trovata una rapida risposta per i 49 migranti delle 2 navi Sea-Watch e Sea-Eye. Anche l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, già vescovo di Vicenza, ha dichiarato ieri la disponibilità ad accogliere alcune delle famiglie che si trovano a bordo delle navi. E a Venezia questo pomeriggio il presidio di protesta davanti alla prefettura contro il decreto sicurezza. Dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo dire che non lo fanno in nostro nome. Siamo qui perché siamo indignati, come molti cittadini, per la natura di questi decreti, di questi provvedimenti sulla sicurezza. Noi riteniamo che le questioni costituzionali e umanitarie prevalgano su quelli che sono i provvedimenti amministrativi e riteniamo che sia vergognoso e indegno lasciare 49 persone ancora in mezzo al mare. Appuntamento in campo San Maurizio per dire basta e gridare ai sindaci ribelli: continuate così. In rappresentanza di oltre 40 associazioni, qualche centinaio di persone davanti alla sede della prefettura e non a caso, di fronte cioè agli uffici territoriali del governo per dire stop al decreto del governo. Striscioni e bandiere hanno accompagnato gli slogan degli esponenti del PD, dei partiti di sinistra, dei centri sociali veneziani e dei movimenti civici in difesa dei richiedenti asilo e dei sindaci che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro disobbedienza al decreto. Bisogna opporsi, è tempo di disobbedire a un decreto come questo che crea solo sofferenza, barbarie. Non sono dei provvedimenti che servono solo a fare propaganda, a creare difficoltà, a creare irregolarità. Un decreto che cancella dall'anagrafe decine di migliaia di persone. Il no al decreto è contestuale anche al no al fatto che ci sono ancora 49 persone da dicembre che sono in mezzo al mare all'Addiaccio. Apriamo le nostre città e i nostri porti, chiedono i manifestanti, fortemente critici anche con il sindaco veneziano Luigi Brugnaro per le sue posizioni filogovernative. Io chiedo ai sindaci, chiedo al governo, chiedo al sindaco Brugnaro come intende far fronte a questa nuova situazione che si presenterà nelle nostre città, a cascata anche a Venezia, a Mestre, in tutto il territorio della città metropolitana. Penso quindi che forme di protesta, di sensibilizzazione come quella di oggi siano quanto mai opportune. Pochi istanti pubblicità, poi torneremo agli scontri di Piazza delle Erbe a Padova.
Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, 22 persone andranno a processo per gli scontri in Piazza delle Erbe a Padova. 22 persone vicine al centro sociale Pedro sono state rinviate a giudizio per gli scontri avvenuti nel centro di Padova il 17 luglio 2017, quando una parte di manifestanti tentò di raggiungere il presidio di Forza Nuova in corteo contro lo Ius Soli. Il processo per resistenza, violenza pubblica ufficiale, lesioni, travisamento e manifestazione non autorizzata inizierà il 10 giugno. Un gruppo di attivisti dei centri sociali del nord-est si è radunato davanti al Palazzo di Giustizia con striscioni e volantini in solidarietà agli imputati. Fiamme della notte alla discoteca in zona Fonderia a Treviso. Hanno agito in modo fulmineo, incuranti di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. I due attentatori che nella notte hanno dato fuoco al bancone della discoteca Radica in zona Fonderia a Treviso. Dalle immagini si vedono chiaramente due uomini incappucciati che con arnesi da scasso si avvicinano alla porta sul retro del locale. Uno cammina a carponi schiacciato a terra per evitare il raggio dell'allarme perimetrale che comunque scatta quando i due forzano la porta. Una volta dentro la discoteca hanno versato una tanica di benzina ed appiccato il fuoco al mobile bar. Allertati dai titolari che sul cellulare hanno visto in diretta quanto stava accadendo nel locale, i vigili del fuoco sono arrivati in via Fonderia. L'intervento tempestivo ha limitato i danni. Fortunatamente non ha avuto danni ingenti perché le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente nel giro di pochi minuti, sia la polizia sia i vigili del fuoco, e quindi sono riusciti a fermare l'incendio, insomma, sul nascere. Il locale è stato posto sotto sequestro dalla polizia che ora indaga sull'inquietante gesto intimidatorio. I titolari stamane hanno presentato la denuncia in questura. Stanno facendo gli accertamenti del caso e spero che insomma la giustizia abbia il suo corso per evitare che capiti a qualcun altro, insomma, quello che è capitato a noi. Resta ancora oscuro al momento il movente di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se i pompieri non fossero riusciti a domare in breve tempo il rogo. Non lo sappiamo perché siamo ancora un po' sconvolti e comunque sì, non abbiamo ancora avuto modo di pensare perché è stato tutto molto frenetico. Certo che insomma sono fatti di cui dispiace, insomma, e che nel 2019 non dovrebbero accadere. I carabinieri della stazione forestale di Verona hanno proceduto al sequestro preventivo di circa 9.000 metri quadrati di terreno agricolo, oggetto di movimenti di terra ed estirpazioni di bosco finalizzati all'impianto di vigneto in assenza delle necessarie autorizzazioni. L'area sequestrata nel comune di Negrari in Valpolicella, località Piazza di Prun, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Le indagini ipotizzano i reati di illecito paesaggistico e deturpamento di bellezze naturali. Guardate invece cosa hanno scoperto questa mattina a Forte Marghera. Un proiettile di artiglieria calibro 149 risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato all'interno dei nuovi cantieri per il recupero delle zone abbandonate di Forte Marghera. A imbattersi nell'ordigno il personale della ditta padovana specializzata in bonifiche belliche che stava effettuando le ispezioni per conto di Insula. Immediato l'intervento degli artificieri della Questura di Venezia che si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza la zona e hanno poi rimosso con ogni cautela il manufatto che verrà fatto brillare in un ambiente sicuro. Non è il solo residuato bellico presente sotto il terreno dell'antico forte napoleonico, teatro di alcuni sanguinosi scontri tra veneziani e austriaci all'epoca della Repubblica di San Marco di Daniele Manin. Abbiamo trovato molte schegge nel corso del lavoro delle vecchie palle di cannone dell'epoca napoleonica, quindi potrebbero esserci ancora altri residuati, insomma. Manufatti carichi di fascino dal punto di vista storico e certo non pericolosi come quello rinvenuto in mattinata. Grazie alla professionalità e alla velocità degli artificieri, commenta Stefano Mondini, presidente della fondazione che ha in gestione il forte, l'incidente non ha ritardato se non di qualche ora il procedere dei lavori, che vedranno gli edifici non ancora agibili restaurati e collegati alla rete idrica, elettrica e fognaria. Questa è una prima fase del cantiere ed è appunto la fase di bonifica bellica, propedeutica poi al cantiere che aprirà a brevissimo, grazie a uno stanziamento dell'amministrazione comunale e che vedrà tutto il forte impegnato in un'opera di urbanizzazione primaria. Lavoro che probabilmente stiamo cercando di programmare in modo da non andare a cozzare con le attività del forte per poterlo mantenere sempre aperto, ma che comunque si protrarrà per tutto il prossimo anno.
Nei prossimi giorni la meravigliosa Unica Venezia torna a essere set cinematografico. È arrivato Jude Law, che sarà protagonista di New Pope, serie diretta da Paolo Sorrentino. Nel cast c'è anche John Malkovich. Secondo alcune indiscrezioni, Sharon Stone. Per permettere lo svolgimento delle riprese, il Comune ha emanato un'ordinanza che autorizza l'occupazione di aree pubbliche con attrezzature tecniche e scenografiche, modifica la viabilità dei canali e nelle aree pedonali. I lavori per le riprese si svolgeranno per lo più tra il 9 e il 26 gennaio. Tra le location principali c'è Campo Santi Giovanni e Paolo, con tutta l'area dell'ospedale. È tutto, resta il tempo di ricordarvi che questa sera c'è 20:10 con ospite in questo momento di emergenza per lo smog l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Tempo sempre stabile sul Triveneto. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Tuttavia al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -2 e 0 gradi, massime comprese tra i 4 e 7 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, cielo nuvoloso con velature a tratti che potranno essere consistenti, nebbie di notte e al mattino su pianura e costa. Temperature minime tra i 0 e i 2 gradi, massime comprese tra i 4 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, tempo instabile però sui confini alpini. Temperature minime oscillanti tra i 0 gradi, massime comprese tra gli 8 e i 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.